Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Un cordiale saluto, gentili amici e amiche all'ascolto e alla visione. 23-26 di venerdì 19 febbraio, ultima edizione per quanto riguarda gli appuntamenti odierni con l'informazione su friulitv.net in versione audio giornale principalmente. Apriamo subito però con una notizia tragica, ne abbiamo già dato riscontro in un flash nel corso della serata, perché un ragazzo di 19 anni è morto nella serata in sella alla sua moto mentre stava percorrendo la ex strada provinciale 36 all'interno della galleria tra Braulins e Bordano. Il ragazzo, per causa in corso di accertamento, è finito a terra, prima urtando una macchina in transito nel senso opposto. Con lui in sella c'era anche un altro ragazzo di 22 anni ricoverato in gravissime condizioni a Udine. Purtroppo per il giovane di 19 anni, residente nella zona di origine marocchina, non c'è stato purtroppo niente da fare. Sul posto sono intervenute le ambulanze, ma seppur celeri, i sanitari del 118 non sono riusciti purtroppo a salvargli la vita. Le cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri delle stazioni di Gemona del Friuli e Buia. Cambiamo argomento e ci spostiamo per questa volta una bella notizia, perché un 56enne di Padova è stato soccorso dai tecnici della stazione di Maniago, del soccorso alpino e dei vigili del fuoco dopo che si era perso nel pomeriggio nella zona di Castelnuovo del Friuli. L'uomo era uscito per una passeggiata, ma poi non era riuscito a far rientro. Grazie al cellulare, per fortuna c'era a campo, è riuscito ad allertare i soccorsi. Intorno alle 18:30 è stato raggiunto dai tecnici del soccorso alpino che conoscono molto bene la zona e sono riusciti a trarlo in salvo. Con un aiuto di una corda di sicurezza l'hanno guidato nella risalita del ripido sentiero, riportandolo alla sua automobile, come detto, sano e salvo. Ci spostiamo a Gorizia per una notizia che ci è giunta in redazione. Alle 15:30 circa un cittadino pakistano AW classe 97, richiedente asilo, al quale è stato già riconosciuta la protezione internazionale, si è presentato, senza essere stato convocato, presso l'ufficio immigrazione della questura di Gorizia in via della Casa Rossa, pretendendo di ottenere il permesso di soggiorno, titolo in cui ha diritto ma non ancora reso disponibile dal Ministero. Alla comunicazione dell'impossibilità di essere accontentato, si è arrampicato sulla tettoia dell'ex valico, minacciando gesta inconsulte. Prontamente bloccato dal personale della Polizia di Stato e dai Vigili del Fuoco, intervenuti anche con un'autoscala, è stato messo in sicurezza. Immediatamente dopo ha evidenziato un malore che ha reso comunque necessario l'intervento di un'ambulanza che lo ha accompagnato presso il locale nosocomio. I comportamenti di AW in passato ha già reso necessario l'intervento delle forze di polizia e del personale sanitario.
Torniamo in studio, andiamo a vedere adesso i numeri per quanto riguarda il Covid in Friuli Venezia Giulia, perché su 5.957 tamponi molecolari sono stati rilevati 228 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 3,83%. Sono inoltre 2.436 i test rapidi antigenici realizzati, dei quali sono stati rilevati 82 casi. I decessi sono 11, a cui si aggiungono 2 decessi afferenti al mese di gennaio e 2 avvenuti tra il 9 e il 10 febbraio scorso. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 56, negli altri reparti invece siamo a 349. I decessi complessivamente ammontano a 2.748, i totalmente guariti sono 59.381, i clinicamente guariti 1.863, calano le persone in isolamento a 8.956. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive al Covid-19 complessivamente 73.353. Tra questi ci sono anche 864 da fuori regione. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa odierna. Vi diamo appuntamento come sempre nel corso della giornata di sabato per aggiornamenti ed ospiti collegati in live streaming. Prima di concludere, permettetemi di salutare i nostri amici corregionali che ci stanno sempre di più ascoltando da Toronto e ci hanno scritto, e allora un saluto ai nostri corregionali del Canada, in particolare ai friulani di Toronto. Un mandi dalla piccola patria con il cuore sempre a disposizione e aperto verso tutti i nostri corregionali all'estero che ci stanno seguendo attraverso il nostro canale web. E allora grazie per l'ascolto e vi diamo appuntamento, come detto, a domani per la solita carrellata di informazione dal Friuli Venezia Giulia. Buonanotte. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.